Perché mi candido? Perché voglio continuare, perché ho un'esperienza, ho fatto un'esperienza importante, ho uno staff importante, abbiamo fatto tante cose, però il mio partito è Padova. Lo aveva spiegato ai giornalisti riuniti davanti al Pedrocchi Sergio Giordani. La ricandidatura è frutto di una scelta condivisa con la moglie Lucia, sempre al suo fianco, e i suoi figli. Il lavoro per la città è il suo obiettivo, come in molti cantieri aperti, spiega Ring, trasmissione del network Media Nord-Est, ospite del vice direttore Ferdinando Avarino. Da quello del tram alla rivisitazione del quadrante stazione al quartiere Arcella, a Francesco Peghin mi ha rappresentato l'onorevole Bitonci, uno sportivo saluto. Lo conosco, io ho fatto un grosso bocca al lupo, buon lavoro, andavo in cerca di polemica, assolutamente, per cui per me non esiste la polemica, per me esiste lavorare, fare i fatti, io sto continuando a lavorare, non sto tuffandomi nell'agone politico, c'è tanto da fare col PNRR, per cui per dire l'altro giorno per portare a casa ulteriori 20 milioni per fare tante cose per Padova, per cui non è che posso permettere di fare campagna elettorale in questo caso, la faremo con calma, tanto l'importante è lavorare per Padova. Ha l'appoggio della maggioranza che lo ha sostenuto sinora, compresi i consiglieri eletti nella lista Lorenzoni, che aveva condiviso con Arturo Lorenzoni la corsa a primo cittadino 5 anni fa. Arturo, per quel che mi riguarda, ma penso sia reciproco, un amico, ho un ottimo rapporto, con lui ho collaborato in maniera fattiva, leale, corretta, non ho assolutamente nulla da dire. Quando decido di andare in regione l'ho aiutato, nonostante avessi provato a trattenerlo in comune per me era nel Sosa. Bene il lavoro di Lorenzoni in regione, confessa Giordani, che per ora da civico continua a essere concentrato sulla città.